Cari telespettatori, rieccoci insieme e quest'oggi ci dedichiamo a parlare al mondo dei pensionati. Lo facciamo, abbiamo visto che c'è molta richiesta, fermento da questo punto di vista, è corretto anche dare delle risposte, le problematiche che stanno emergendo di giorno in giorno sono parecchie, per carità, sempre le stesse, problemi irrisolti restano, alcune emergenze che scaturiscono sempre di più, però le persone che sono anziane, che non hanno più un'attività lavorativa costante, molte volte si trovano anche a fronteggiare dei problemi del quotidiano legati magari a condizioni di salute non del tutto buone, aggravati dal fatto che la pensione non è una pensione che consente di vivere con dignità. E poi ci sono anche tante altre questioni che debbono essere affrontate per quel che riguarda la non autosufficienza e insomma, lo sapete, lo SPCGL del Veneto si occupa costantemente, molto attivamente di queste dinamiche. Infatti i protagonisti odierni qui con noi in studio sono Daniele Tronco, segretario organizzativo dello SPCGL, ben ritornato con noi in studio, e Gino Ferraresso, responsabile del Dipartimento Contrattazione Sociale dello SPI del Veneto. Grazie anche a lei. Allora, vediamo un po' di vedere come si è svolto questo periodo così estivo, cosa avete fatto, anche le attività che sono state realizzate, e poi l'autunno caldo, speriamo che sia caldo solo sotto il profilo climatico e non sotto altre questioni, però ci sono diverse problematiche che voi vorrete affrontare. Sì, allora diciamo che è stata un'estate molto intensa, cioè praticamente noi siamo stati impegnati tutto questo periodo, luglio, agosto e questi primi giorni di settembre, su diversi, diciamo, su diversi fronti, su diverse iniziative, che assieme al tradizionale lavoro di tutela che si esercita normalmente presso le nostre sedi, ricordo che noi abbiamo più di 500 collaboratori che sul territorio, fin nelle piccole frazioni, offrono consulenza alle persone anziane e non. Abbiamo sviluppato alcune iniziative specifiche. Diciamo che quest'anno abbiamo confermato un'attività che noi chiamiamo di legalità e di lotta alla mafia. Abbiamo circa 100-150 pensionati volontari che in quest'estate hanno dedicato una parte del loro tempo per questa attività. Abbiamo realizzato un campo a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, organizzato dallo SPI di Venezia, dal territoriale dello SPI di Venezia, sulla villa che fu di Maniero, della banda Maniero, che è stata sequestrata e data in gestione al comune, che assieme ad Arci ha visto la presenza di parecchi giovani di varie parti d'Italia che hanno svolto un campo sulla legalità, diversi dibattiti, iniziative, e i nostri pensionati hanno dato, oltre al supporto logistico, anche interventi su varie questioni. Poi abbiamo avuto ad Erbè, a Verona, anche qui una villa sequestrata ad un trafficante di droga che è stato arrestato negli anni scorsi ad Erbè, e lì abbiamo svolto con gli scout, in parte con Libera e altre associazioni, un campo che è durato, addirittura sono stati fatti più di 3 periodi, dove i nostri volontari hanno sostenuto, diciamo, tutta la parte sia culturale, logistica su questa. Inoltre siamo andati a Parete, è già il secondo anno che facciamo in modo organizzato, il terzo anno, ma insomma da 2 anni siamo proprio noi gestori di una struttura assieme ad Arci, a Nero e non solo, che a Parete gestiscono un terreno e una villa sequestrati alla camorra, e che ha visto anche lì la presenza, oltre di diverse centinaia di persone, di studenti, e anche di immigrati che su quel territorio sono impegnati a lavorare. Quindi abbiamo avuto
diciamo, un'intensa attività su questo fronte che ci vede presenti, perché come sappiamo questo è un terreno, un'educazione alle legalità contro il malaffare, la corruzione, insomma, che avete svolto anche in passato, che abbiamo peraltro. svolto e che diciamo che stiamo strutturando e che ci vede oramai, insomma, realizzare delle iniziative, diciamo, molto costanti. Ecco, peraltro infatti noi abbiamo ricevuto anche delle mail quest'estate, perché c'era stato un vostro intervento in cui avevate chiamato a testimonianza nel ghetto ebraico a Venezia, c'è una testimonianza di una persona che ha vissuto direttamente. E a commento di questa intervista che avevamo messo in onda anche più volte, molte persone avevano detto: è corretto, se non ci pensano i pensionati che sono organizzati a dare testimonianza di questo che si sta perdendo, di momenti storici, anche i più giovani, quindi questo incontro con i giovani non devono essere sporadici, ma dovrebbero essere un percorso continuativo. Sì, sì. Ed è vero, c'è un monito e un'osservazione da parte di alcuni nostri telespettatori, che forse sono genitori, che vedono che non hanno il tempo, neanche la memoria storica per poter raccontare certe cose, non tutti hanno i nonni, insomma, Sì, ed è importante. Noi, a parte che abbiamo un dipartimento che si chiama Storia e Memoria, che ha il compito proprio esiste un dipartimento nello SPI nazionale, e abbiamo anche un'attività a livello regionale, dove noi cerchiamo innanzitutto di collegare le generazioni, come ha detto lei, cioè nel senso che trasmettiamo alle nuove generazioni un'idea dei valori, insomma, che pensiamo siano universali e che partono come dire, dal profondo, insomma, dalle convinzioni più profonde. Quindi adesso anche questi campi sulla legalità vedono proprio la presenza, e noi stimoliamo tutte le iniziative comuni tra persone anziane e persone giovani che vengono dal mondo della scuola. Abbiamo recentemente proposto al sindacato della scuola, attraverso i provveditorati, attraverso gli uffici scolastici regionali, come si chiamano adesso, un programma di attività per vedere proprio coinvolte in modo strutturale le scuole. Tenga presente che noi abbiamo diverse scuole che svolgono questa come un'attività integrativa di iniziativa. Ecco, noi vorremmo dare una certa continuità e strutturazione, insomma, a questo concetto che tende a vincere un'idea che ci sembra purtroppo, insomma, che venga affermata anche da leader politici nazionali, di questo scontro generazionale. Noi pensiamo che questo sia un fatto estremamente negativo, incentivare lo scontro generazionale, anzi, al contrario, pensiamo che si debba armonizzare la società per vedere come gli uni possono, diciamo, integrare le attività degli altri. Poi abbiamo un'attività che quest'estate ha trovato ci ha visto impegnati in molte delle nostre strutture territoriali, che è tutta l'attività di confronto con gli enti locali sulla determinazione della TASI, della nuova tassa sui servizi, perché come sappiamo i comuni avevano delle scelte da fare e noi siamo intervenuti in molte realtà dove è stato possibile, dove le amministrazioni si sono dichiarate disponibili e dove siamo anche arrivati, anche assieme alla Confederazione, alla CGIL, per andare a contrattare, diciamo, dei trattamenti alle fasce più deboli della società, per evitare che ci sia un ulteriore carico fiscale, perché come sappiamo con l'eliminazione dell'IMU, almeno in una certa parte, si è teso a scaricare poi i costi su altre tasse, quindi c'è un po' una beffa, togli l'IMU e poi aumenti dall'altra, quindi abbiamo svolto tutta un'attività di contrattazione su questo tema.
Ecco, questo è un altro tema caldo, infatti, tra l'altro proprio una telefonata che c'è stata ieri ribadiva questo discorso, attenzione, non sono state tolte le tasse, adesso ci troviamo delle tornate pesanti e per i pensionati risultano ancora di più. Entriamo un po' meglio a spiegare che cosa avete intenzione di fare e che cosa si prospetta. E che Allora, margini secondo voi ci sono poi a fronte di quello che risponde il governo? Questa è l'altra problematica. come sindacato dei pensionati e come confederazione da tempo ci siamo posti l'obiettivo di fare nel territorio quella che noi chiamiamo la contrattazione sociale. Contrattazione sociale, molto in maniera sintetica, ha l'obiettivo di salvaguardare redditi ma anche prestazioni nei confronti dei lavoratori, dei pensionati, ma direi più in generale dei cittadini. In che maniera? Se i pensionati annualmente, quasi tutti, percepiscono un adeguamento della pensione e i lavoratori invece con i contratti nazionali percepiscono invece gli aumenti salariali, c'è il rischio che il comune X aumenti in maniera smisurata la tassazione locale e quel beneficio che si ha in maniera automatica per i pensionati o magari dopo scioperi, lotte da parte dei lavoratori, viene annullato quell'aumento salariale proprio perché a livello locale si aumenta la tassazione oppure, come sta succedendo nella sanità, si aumentano i ticket, quindi tutte le prestazioni a pagamento, si riduce lo spazio, diciamo, dell'universalità e quindi si fa pagare. Il nostro obiettivo è quello appunto di intervenire sulla tassazione, sui servizi che vengono erogati in maniera tale da... noi abbiamo in testa quattro parole d'ordine. La prima è equità. E quindi tentare di rendere più equo il sistema fiscale locale in maniera progressiva. Questo è sulla base di quali presupposti? Dando di più a chi sta peggio, la metto in maniera molto semplificata. La crisi economica ha colpito vaste fasce di popolazione, abbiamo sempre di più una disparità tra chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero diventa sempre più povero. Noi abbiamo questa attenzione che chiamiamo equità e quindi dare di più a chi sta peggio, in particolare a quelli che sono colpiti dalle situazioni di crisi economica. Ma questo vuol dire avere una tassazione superiore? Vuol dire rendere la tassazione progressiva, quindi guardando chi ha di più paga di più, ma siccome sappiamo che poi la tassazione, diciamo IRPEF, non dà il quadro effettivo di quello che è la ricchezza, noi diciamo che in molte prestazioni, compreso anche in tassazione locale, di andare a applicare l'ISEE e quindi do il beneficio se effettivamente uno ha bisogno, calcolando non solamente il reddito ma anche il patrimonio. Allora lì tocchiamo anche il discorso degli 80 euro, che dopo ci torneremo perché anche quello è importante. Gli 80 euro sono stati dati così spalmati un po' in generale, però cioè, veramente è assurdo che 80 euro li prenda una persona che magari sta in una famiglia dove magari percepisce anche un reddito di altro genere, eccetera, perché a quel punto che esigenza ne aveva, mentre altri che magari versano in situazioni dove è l'unico reddito, altro che 80 ne avrebbero avuto bisogno. Allora, gli 80 euro comunque per la prima volta sono stati dati ai lavoratori dipendenti da tanti anni che ai lavoratori non viene, anche perché sono stati bloccati i contratti, perché sono stati ritardati, i lavoratori dipendenti in questi ultimi anni non è che abbiano ricevuto grandi benefici. Ripeto, c'è stato in questo periodo di crisi, ci sono state famiglie e persone che comunque si sono arricchite. La realtà è questo, quindi il segnale è positivo, diciamo che è un segnale piccolo, che bisogna allargare la fascia delle persone che andranno a percepire, che dovrebbero percepire gli 80 euro a partire dai pensionati, perché i pensionati non li hanno percepiti, ma poi quello che a me preme dire è rendere più equa il ritorno, la ridistribuzione della ricchezza in questo Paese. Adesso il governo sembra voglia accelerare su questa riforma dell'ISEE.
a livello nazionale, poi a cascata anche a livello regionale, a livello locale. Esatto, che cosa vorrebbe fare? In maniera molto sintetica, con il nuovo ISEE vengono calcolati alcuni redditi che prima non erano presi in considerazione. Faccio un esempio. Con l'ISEE non veniva presa in considerazione tutta quella che era tassazione esente. Per esempio, la indennità di accompagnamento non veniva presa in considerazione come reddito, però i 500 euro a una persona in più o in meno contano rispetto al fatto di andare avanti fino a fine mese. Quindi verranno presi in considerazione tutti i redditi esenti, ma dall'altra parte verranno date, con un sistema di calcolo che non sto qua a spiegare, verranno date più risposte a chi è in una situazione di lavoro dipendente oppure chi è in una situazione di pensione, perché verranno date più agevolazioni. Adesso la sintetizzo in maniera molto breve. Quindi l'obiettivo di questo nuovo ISEE è appunto rendere più equo il sistema, perché guardare la semplice dichiarazione di redditi non ci dice niente, insomma, come ben sappiamo. Assolutamente. Come vede dal punto di vista generale questa attuabilità concreta? Ci dicono che gli 80 euro dovrebbero essere strutturali come riforma, però appunto ne sono tagliati fuori. Come abbiamo affrontato anche un'altra trasmissione questo argomento. Allora, gli 80 euro è sostanzialmente una riduzione dell'imposizione fiscale che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti fino a una certa soglia di reddito. Noi chiediamo che se c'è ci deve essere un principio di equità ai pensionati fino a un certo livello di reddito, veramente è incomprensibile perché non si proceda a una riduzione dell'imposizione fiscale. Esatto. Perché le mega pensioni, atteso che questa operazione è stata fatta per aumentare i consumi, perché poi alla fine della giostra avrebbero dovuto muovere un po' questa economia in stallo. Diciamo che questi sono fenomeni che hanno un impatto nel corso del tempo, perché è chiaro che se tu dici da ora in avanti hai 80 euro in più, e guardate che 80 euro è più di un rinnovo di un contratto, non è una banalità dal punto di vista economico, ma se tu restringi la platea degli utilizzatori è chiaro che bisogna trovare delle risorse. Allora, noi diciamo che come pensionati intanto bisogna superare questa grave ingiustizia che è stata fatta. Noi pensionati ce lo ricordano in modo molto pressante e hanno ragione, noi condividiamo questa impostazione. Non si capisce perché il governo non proceda anche nella direzione dei pensionati. Certo, bisogna avere il coraggio di fare scelte. Adesso Ferraresso prima diceva di orientamenti per quanto riguarda questa nuova certificazione, diciamo, dei redditi, però è del tutto evidente che è intollerabile che noi vediamo prestazioni sociali riconosciute a persone che hanno redditi 10-20 volte superiori al loro dipendente, perché questa è la realtà. Certo, questa è una cosa che va superata in primis dalla politica. Perché, ecco, però qui si va sempre, voi ne parlate da tantissimo tempo, perché non è la prima volta che lo dite. Si sperava che poi, prima con un governo, poi con l'altro, adesso con questo qua Renzi, queste cose venissero assolutamente C'era stata smussate. anche una promessa in questo senso. Esatto, bravissimo. Nel senso che lei si ricorderà che noi abbiamo iniziato quest'estate la campagna delle cartoline. A proposito, noi in Veneto abbiamo raccolto nei mesi estivi, a luglio sostanzialmente, circa 55.000 cartoline nella nostra regione, e vi posso assicurare che c'era solo il limite fisico, diciamo, della raccolta, perché bisognava fare i banchetti in molte realtà
non è che ci hanno aiutato i sindaci perché c'è tutta una serie di questioni burocratiche, però quella è un'iniziativa che continuerà e che aveva portato prima con un confronto informale col ministro Poletti, poi anche con Renzi, a una mezza promessa che insomma si affrontava questo tema che è evidente. Poi in queste ultime settimane, come sappiamo, i temi sono diventati ancora più complicati perché la crisi economica persiste. Perché non hanno risolto i problemi, cioè sostanzialmente stiamo navigando nei proclami e nelle cose concrete non ne abbiamo visto niente. Quindi a parte noi gli 80 euro elettorali. chiediamo, e questo fa parte un po' del futuro, insomma, delle cose che ci aspettano nei prossimi mesi, perché nei prossimi mesi noi abbiamo in cantiere innanzitutto un'iniziativa, una forte iniziativa unitaria del sindacati dei pensionati che sia a livello nazionale con la campagna delle cartoline, ma anche a livello locale verso la Regione per l'applicazione della legge 30 sulla non autosufficienza, che ricordo essere una questione che noi ci trasciniamo dalla precedente legislatura. No, ma questa voglio anche parlare perché è interessante, però andiamo in pubblicità, quindi questo discorso della legge 30 dobbiamo dedicarci un capitolo perché peraltro molti nostri telespettatori, magari verso in situazioni di difficoltà, hanno chiesto proprio di far chiarezza, di insistere, di poter avere qualcosa, perché chi versa in difficoltà e non ha altri redditi non è cosa da poco, e soprattutto capire che prospettive ci possono essere, perché anche la sanità, comunque sociale e sanità, sono strettamente correlati, più che mai per gli anziani, e allora bisogna vedere dove andiamo a parare. Pubblicità, pochi secondi, ma restate con noi.